Salotto, questo qua era Il Viaggio, che è anche la title track di questo EP che hai appena registrato. Diciamo, se sentiti così, chitarra e voce, è chiaro che la coppiata poi con l'armonica è un classico, Sì, ti infatti. fa venire in mente, diciamo, i migliori cantautori, ma tu invece il disco l'hai registrato un po' più. Sì, no, il disco è assolutamente registrato con tutta la band, con tutti appunto i ragazzi che stanno suonando con me adesso. La formula chitarra e voce aiuta sempre, perché comunque è vero che rende la canzone più scarna, come dicevo prima, però deve sempre mantenere l'energia. Poi ovvio, in studio con tutto il gruppo e con tutta la produzione l'energia viene fuori ed è importante, ma è importante anche riuscire a trasmetterla anche così, appunto. Anche così, anche perché in questo modo stiamo andando in streaming, capito? Ci possono sentire dappertutto, oltre che poi andare su Radio Flash, su Radio Città Futura di Roma. Allora, adesso per quelli che sono in streaming sentono la mia voce, ma forse non hanno ancora sentito la voce di Vito Vita, Esatto, dei Poveri Illusi. Anch'io qui. Che io ti volevo dire subito, chiaramente voi avete risolto il problema dello studio perché avete preso Paolo Rigotto che c'ha lo studio nella band. Sì, Paolo Rigotto è il Hai nostro visto? batterista che ha uno studio, il Freak One, di sua proprietà e che ovviamente mette al servizio di noi. Ovviamente quindi lo dici tu, registriamo, chiaro. quindi Ovviamente. registriamo nello suo studio e proviamo anche nel suo studio. Io non so se anche Andrea hai un batterista che c'ha lo studio, tu No, non è andata così, purtroppo vedi no, che- purtroppo no. E com'è andata? Sei dovuto andare da Tu dove hai qualcuno che registrato? ce l'ha lo studio? Sì, sono andato a produrlo e a farmi aiutare soprattutto da Fabrizio Chiapello, che è uno studio Che qua salutiamo, importante. il Cheat. Il grandissimo Fabrizio qua al Transeuropa. È stato un lavoro bellissimo, io lo dico sempre, perché mi sono messo dicendo lavoriamo su queste canzoni, cerchiamo di tirare fuori il meglio possibile da loro, e con Fabrizio è stato possibile. Secondo me è venuto un gran bel lavoro che mi rispecchia e di cui sono veramente fiero e contento. Bene, e quindi stasera ascoltiamo quindi qualche estratto da questo ultimo Sì, lavoro. Chi ci ascoltava in streaming non ha sentito il primo, che era Il Viaggio, poi andrà a sentirlo su Spotify. dove ce Esatto, l'hai. tanto c'è dappertutto. E invece adesso cosa ci fai ascoltare? Ma Lai? facciamo La Percentuale, che è un altro brano un po' ironico che è presente su questo disco. Parla praticamente di come in ogni situazione della nostra vita la percentuale ci governi, sia come un sovrano sulle nostre teste, in qualsiasi momento. La Percentuale. Abbiamo qui Andrea Marzolla al Salotto di Mano. C'è una regola, santa regola, alla base del sapere. Potresti assimilare anche dal telegiornale lo strumento ideale che se adoperi in scioltezza fa di te un opinionista onnisciente mai banale. La percentuale, santa regola, signora universale, sacra regola di confusione, divina regola, un conto imbarazzante, un anestetizzante, la scienza delle masse e non ti torna mai. C'è una regola, sacra regola, come il pane per i nonni, che se vuoi restare al passo devi metabolizzare. È una vita che la studio da quando ero di 6 anni e 3 giorni. È la prima della lista tra le cose da imparare. La percentuale, santa regola, è signora universale, sacra regola di confusione, divina regola.
assai pesante, da cui siamo dipendenti, che se dico che la amo, glielo dico in percentuale. I suoi occhi, le movenze, la sua voce quando dice ma ti piaccio, io ci penso, a 120 è la percentuale, santa regola, signora universale, sacra regola di confusione, divina regola, un conto imbarazzante, un anestetizzante, e l'oppio delle masse, sì, e non ti torna mai. Au! Grazie. Andrea Marzolla, questa era la percentuale, diciamo, con Vito, appunto, che è un pezzo al Bennato. Sì, esatto, infatti volevo chiederti però questo, Andreas, se ti piace Edoardo Bennato, se lo ascolti. No, a me lui piace molto. Diciamo che purtroppo, cioè, voglio dire, a me lui piace così come tanti cantautori. La scuola cantautorale italiana classica e storica per me è fondamentale nella mia crescita. Bennato lo è molto. Diciamo che in questa versione voce chitarra viene fuori anche maggiormente rispetto volente o nolente, chitarra armonica bocca fa tanto. Poi, come tutti i songwriter che si sono presentati in questa formula, diciamo che non si inventa nulla di nuovo, e quindi un pochino può ricordare. Detto questo, si cerca sempre di mescolare le varie influenze, di dare l'energia giusta, positiva e soprattutto il più personale possibile, ovviamente. No, però non ti piace Bennato, questa cosa qua, lo vogliamo dire così, è chiaro, non c'è niente qua, però non mi piace Bennato. Non ti piace, chissà perché poi non ti piace Bennato, voglio dire, Bennato è un grande, scusa, è un grandissimo, anzi mi rincresce averlo visto, che è venuto poco fa, cioè poco fa sarà qualche mese qui a Torino, quindi vabbè, andremo con Marzolla la prossima volta che viene a suonare, ce lo portiamo, ci sta, va bene. Gli facciamo cambiare idea. Allora senti, la prossima canzone invece che ci proponi, ti togli l'armonica perché è un pezzo dark, è un pezzo un po' più esatto, meno blues, esatto, meno blues. Il brano che è stato estratto come singolo dal mio EP Il Viaggio si intitola Proiettili di fango, anche in questo caso in una versione molto ridotta e essenziale. Proiettili di fango, che in questi giorni di fango, non capivo, proiettili di come sono? Di fango, di fango. Sì. Tu avevi capito di mambo, tu hai finito di mambo, no, perché di fango in questi giorni qua i proiettili in effetti ci stanno. Comunque va bene, è Proiettili di fango, e lui è Andrea Marzolla qui al Salotto. Yeah. Troppe le scarpe sbagliate che cercano lacci slacciati, l'obbligo è non fermarsi mai. Molte le nubi di voci che vogliono megafoni usati, ma rischi solo di implodere, sai, oh no. E perciò insuccesso no, cieco, sordo, strafottente, stranamente c'è un però, successo no. Carica mani tese, carica proiettili di fango. Quanti gli inviti inventati che gonfiano leggende sbagliate, ma tu alla fiducia qual è il peso che dai? Oh! E tutte le dita a indicare, tutte le bocche a parlare, sparami pure che piacere mi fai. Oh no! E perciò insuccesso no, cieco, sordo,
strafottente, stranamente c'è un però, successo no, carica mani tese, carica proiettili di fango. Successo no, cieco sordo strafottente, stranamente c'è un però, successo no, carica mani tese, carica, perciò successo no, cieco sordo strafottente, stranamente c'è un però insuccesso no, sono cariche a salve, lo sai già, proiettili di fango. Proiettili di fango. Proiettili Grazie. di fango qui dal Lab Piazza Vittorio, Normandia, come potete vedere dal cielo che abbiamo questa sera, che roba incredibile. E tu diciamo avevi capito Proiettili di Mango, che potrebbe essere un brano che è potrebbe nello stile dei Poveri Illusi. però sì, perché diciamo dopo Olio di Palma effettivamente Proiettili di Mango sarebbe un pezzo eccezionale, Esatto. quindi diciamo credo che a questo punto Andrea tu non ti arrabbierai se poi i Poveri Illusi farà. No, infatti faranno una canzone. ci sta anche perché mi sembra proprio la giusta Proiettili di prosecuzione. Mango, chiaramente magari poi un ringraziamento, però No, anche i diritti d'autore, tutto tutto regolare, Tutto regolare. tutto come si deve, va bene. Quindi chi lo sa che non nasca, è nata una collaborazione senza volerlo tra i Poveri Illusi e Andrea Marzolla questa sera qui a Salotto. Succedono anche queste cose qua e a me fa piacere. E dopo parleremo ancora, sempre lo dico perché siamo ancora in streaming, con Vito Vito di Gino Santierco e le altre cose, ma adesso chiudiamo diciamo il set live invece di Andrea con che brano?